Te ti sta divertendo un po' troppo, frate. Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Ti amo solo di venerdì. Gio, la conosci questa canzone? È il tormentone di quest'estate. Guarda, io l'unico tormentone che ho al momento è il profumo del fritto misto che sento arrivare dal ristorante. Cibo, musica, mare. A Playa Bonita non ci facciamo mancare niente. Chiudi gli occhi, dimenticati tutti i pensieri. Qual è stato il bagno più bello che hai fatto nella tua vita? Adesso lo andiamo a chiedere in giro. Allora, probabilmente Nizza, Francia. È stato bellissimo, sì. Conta che Nizza si estende a mo' di lungomare. E il mare praticamente appunto è di fronte. L'ho fatto là con il mio migliore amico d'infanzia. Qual è il ricordo più bello di quel bagno fatto a Nizza? Vabbè, intanto la compagnia. Ripeto, appunto ero con il mio migliore amico, Gabriele. E poi un altro bagno molto importante probabilmente è stato a Portopalo con mio nonno. Dove hai fatto il bagno più bello della tua vita? A Malta, a San Giuliano. Eri molto sicuro di te? Sì, Come mai? perché ero con gli amici e è stato molto bello, ci siamo divertiti. E poi anche là il mare è molto bello. Come ti sei tuffato? A pesce, Oppure come ti tuffi? bomba. Dimmene uno. Bomba allora. Ma te lo fai un tuffo sul momento? No, Andiamo? fra poco me devo andare, fra. Playa o lungomare? Playa, probabilmente. Allora, io preferisco di base comunque non tanto la sabbia quanto più le pietre. Io ho la casa a Fondachello, sono abituato ai ciottoli. Quindi preferisci? Sì, normalmente sì, a livello di spiaggia quella di Fondachello, sì. Perché quella di fondo che è la più bella. Sì, sì, sì. E poi anche l'acqua è molto più fredda, il fondale è più basso. Quindi preferisci più l'acqua più fredda? Sì, 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 sì. Ciao a tutti intanto. Il bagno più bello della mia vita l'ho fatto, un bel ricordo di Isola Bella. Un bel Bella. ricordo di Isola Bella, Taormina. A me piace molto Taormina, mi piace molto Giardini, comunque uno dei due. A me piacciono questi posti, quindi Scelga uno solo. Giardini e Isola Bella, uno dei due. Isola bella, dai. Isola Bella. Cosa si ricorda di quel giorno, di quel bagno? Mi ricordo la compagnia che ero con le mie zie. Ero piccola, più piccola, quindi ero con le mie zie e mi divertivo un sacco. Adesso purtroppo sono tutte sparse in giro per il mondo, quindi noi ci vediamo poco. Che tuffo ti fai? A pesce, sì. È questo, a chiodo, a bomba. Lo sai fare bene il tuffo a pesce? Tuffo a pesce. Vediamo, lo simuli. Lo devo simulare. Non ti devi buttare sulle No, pietre. vabbè, mi butto così, vabbè, prendo la rincorsa e poi... No, sì, vabbè, dai, me la cavo. Dopo Malta, quali ti ricordi? A Pantalica. Bello là, con l'acqua ghiacciata. Sì, esatto, anche là è stato bello. E qual è il ricordo più bello che hai a mare? Il ricordo che ho più bello a mare, È un poco commovente. L'ultimo bagno che ho fatto con mia nonna, che adesso non c'è più. Un tuffo, non lo so, io vado distinto. A volte mi tuffo, a volte entro piano, nuoto. Da seduta. Sto seduta, scivolo. Mi piace molto nuotare, quindi quando posso ne approfitto. Ma andiamo- In tutti i posti. Ah, grande. In tutti i Mandiamo un messaggio, un saluto agli amici di Playa Un Bonita. saluto a tutti quelli di Playa Bonita. Se mi prendete, mi piacerebbe presentarlo. Allora mi faccio la domanda. Una domanda. Vediamo Allora, come se la cava. qual è il posto più bello dove hai fatto il bagno? Penso a Pantalica. Sì, allora saluto Playa Bonita, godetevi l'estate, siamo giovani, pensiamo a divertirci. Bravo, sono d'accordo, divertitevi. Ciao a tutti. Un saluto a tutti quanti, ragazzi. Vi voglio bene. Grazie. Ciao. Ciao bello. Amici di Playa Bonita, oggi io e Giovanni siamo al mare, qui la situazione è rovente, caldo, bestiale. È vero, Jaire, la temperatura della sabbia in questo momento ha raggiunto livelli estremi, ma grazie alla freschezza di Lumi noi abbiamo la soluzione per voi. Esatto, ma noi abbiamo la soluzione per voi perché oggi metteremo alla prova i bagnanti non solo con una sfida di caldo, ma il premio sarà proprio questa bibita siciliana al 100%. Organizziamo un po' più indietro, un po' più indietro, un po' più indietro, un
po' più indietro, un po' più indietro. No, stavo scherzando, un po' più avanti, un po' più avanti. Allora, aspetti. Iniziamo con la prova Lumi. 5 secondi per raggiungere la bottiglietta direttamente al fresco, quindi messa proprio in acqua, e assaggiarla e dare la propria valutazione sulla bevanda Lumi, che sarà sicuramente 100% positiva, come 100% agrumi. Pronti? Lei dovrà raggiungere la bevanda che si trova bella fresca, prende la bevanda, l'assaggia, prima impressione al primo assaggio. Prima impressione della bevanda? Mizzica, questa è buona, orancia, fior di sale, mandarina, bellissima, roba siciliana. Quindi le è piaciuta? Vedi, 100% siciliana, Lumi. Lumi, buona. Le piace? Allora, siccome lei è stato bravissimo, vince questa bevanda, così può continuare la giornata in totale freschezza. La ringrazio. Un saluto agli amici di Playa Bonita, Ciao, ciao a tutti. oggi insieme a Lumi. Oggi insieme a Lumi. È stato pazzesco! Un applauso da tutta la spiaggia! 3, 2, 1, via! Oh, bellissimo, bellissimo. È buona! È buona, è buona, Si sentono gli agrumi? è buona. Io ne parlare italiano. Si sentono gli agrumi si sentono 100% e si sentono tanto. In questo caso È buona. è buona, è buona. Sappiamo che è buona, ragazzi, quindi impressione. Very good. Very good, very good. Lumi Bevande di Sicilia, un saluto agli amici di Playa Bonita. Un saluto a tutti, a tutti. Playa Bonita Playa Bonita. e Lumi. Già. In occasione del 20° anniversario del 100°, vi sfidiamo con un gioco. Se indovinerete cosa c'è dentro la shopper, ve la regaleremo. Andiamo! In occasione del 20° anniversario del 100°, facciamo un gioco con la signora. Deve indovinare cosa c'è all'interno di questa busta. Qualora lo indovinasse, la busta è sua, va bene? Ok. Tocchiamo ma non si guarda. In occasione del 20° anniversario del 100° ti faccio un gioco. Devi indovinare cosa c'è all'interno di questa busta. E se dovessi indovinare, te la regalo. Tutta tua. Puoi mettere anche la mano dentro. Ah, posso mettere senza guardare? Ci sono caramelle? No. Dei grissini. Quali? Ti devo dire la marca? Non è la marca. I Grissini. Tu. Le mangerà sempre lei. Sono buone. Patatine? E quali? I fonzi? Se riesci a indovinare cosa c'è all'interno di questa busta, vinci la busta stessa, va bene? Ok, vediamo cosa c'è. Non puoi guardare ovviamente. No, non sto guardando, sto guardando. Ci sono un pacco di patatine. Quali? Il tipo? I Fonzus. grissini... Grissini to? To? Non lo so. Torinesi? Escili. Vediamo se è vero. Torinesi, proprio. Oh! Le patatine classiche. Giusto? Vai, prendile, vediamo se sono quelle. E forse è quello. E che forse l'ho indovinato. Abetto, guarda che è quello sicuramente. Vediamo, vedo con la mano se c'è. Di classiche? Vai, usciamone. Vado. Ah, Wow, facciamole vedere. La signora ha vinto una busta, grazie al 100° che salutiamo. grazie. Al 100°. A centesimo. Un saluto a Playa Bonita. E un saluto a Playa Bonita. Grazie. Che lo vedrò. Esci. E indovinate?
Sono vado in quelle là. Ha vinto la busta. Ho vinto la busta, niente, vado in città. Mentre salutiamo il 100° e ringraziamo il 100° e Playa Bonita. Ringraziamo Playa Bonita e ringraziamo tutti i ragazzi di Playa Bonita. Anche il 100°, dai. Anche il 100°, dai, ci sta. Grazie. Grazie al 100° pure da parte mia. Questa è sua. Grazie. Salutiamo Playa Bonita e il 100°. Un saluto a tutti e buona giornata. Grazie anche a te. Jair, ti prego, passami dell'acqua che proprio mi sto sciogliendo dal caldo. Gio, ma quale acqua? Io non riesco a muovere neanche un dito del piede e tu mi chiedi l'acqua, mi sto sciogliendo, non ce la faccio più a lavorare sotto il sole. Servirebbe qualcosa di fresco, bello, dissetante, non come l'acqua che abbiamo dentro la macchina, che poi l'abbiamo lasciata anche in macchina, pensa. Aspetta, ho la soluzione per noi. Lumi, la bevanda 100% siciliana che ti rinfrescherà sicuramente. Tieni, prova. Ma buonissima! Qui davvero si sente il sapore 100% dei limoni siciliani, ragazzi, ed è anche di super dissetante. Grazie Jair. Prego, prego, ci voglio sempre io. 3, 2, 1, via! Stiamo facendo molto da passerella, ecco. La corsetta non c'era, apriamo. Facciamo proprio... Perché una bevanda fresca si gusta anche così, aprendola con calma. Continuiamo, signora, metto la bottiglia di Lumi direttamente qui e in 5 secondi deve correre, prenderla, aprirla, assaggiarla e dirmi che ne pensa. Ci siamo? La metto! La pianto! Ok, 3, 2, 1, via! Buonissima, molto buona. C'è questo limone che spinge. Limone che spinge? Sì. Proprio si sente, sta uscendo dalla bottiglia. Anche dalle orecchie mi sto scendendo. Sì, perché non te l'aspettavi, perché... Rinfresca, basta un sorso. E soprattutto in una giornata calda come questa ci sta la bevanda rinfrescante. Sta tanto, ci sta. Allora, un saluto agli amici di Playa Bonita e agli amici di Lumi. Mando un saluto agli amici di Lumia, Playa Bonita. Bella fresca, buonissima, indicata proprio per l'estate. Le piace il gusto limone? Sì, sì, sì. Ci crede che è fatta con agrumi 100% siciliani ed è totalmente naturale? Natural, ok, massimo. E allora ringraziamo Lumi, salutiamo gli amici di Playa Bonita. Arrivederci. E posso osteggiare questa buona bevanda sulla sdraio. La metto qui. 3, 2, 1, vada, corra! Corra! La prenda, la apra! Non cincischi, l'assaggi! Mi dica se le piace! Ottima. Gusto mandarino e di suo gradimento? Sì, sì, La comprerebbe? certo. La metterebbe nel suo frigo? Sì, più di In una. freezer? Più di una. Sì, sì. Quindi salutiamo Lumi, Una buona giornata. una bevanda adatta per l'estate. Sì, sicuramente. L'ha vinta, il signore ha vinto la sfida. In 5 secondi è riuscito a fare tutto, quindi questa bevanda è sola, posso essere La consiglio, la consiglio. Salutiamo gli amici di Playa Bonita. Una buona giornata. Amici di Playa Bonita, questa sera parliamo dell'appuntamento perfetto. Niente di quelle cose troppo stressanti dove devi stare attento a quello che dici, a quello che fai. Niente sbattimenti, zero ansia da prestazione. Insomma, qualcosa di chill, qualcosa di estivo. Andiamo a chiedere ai ragazzi qual è, secondo loro, l'appuntamento perfetto. Qual è la tua idea di appuntamento perfetto? Qualcosa di rilassante, di spiaggia, magari con una pizza. Quindi tu l'appuntamento ce l'hai con la pizza? Sì, assolutamente, è la prima cosa. Prima la pizza, poi la donzella. Come deve essere la pizza? La pizza, la pizza, non la donzella? Allora,
prima cinema e dopo si va a mangiare, perché così hai l'argomento di cosa parlare. Bravo! Hai capito? Perché molte volte al primo appuntamento non c'hai mai niente da dire, c'è quell'imbarazzo iniziale, sblocchi il ghiaccio, come si chiama, rompi il ghiaccio come parlando del film, recensendolo. Qual è la tua idea di un appuntamento perfetto? Una bella passeggiata e una bella cena in spiaggia magari anche, una cosa semplice. Passeggiata e cena in spiaggia? Sì. Ma di quelle tipo un po' all'antica, no? Con la copertina. Sì, una cosa molto semplice. Oppure anche un picnic, mi piace, in mezzo alla natura. Sì, sì. Quindi un primo appuntamento potrebbe essere così? Sì. La pizza? Pizza no, semplice, non lo so, rucoletta, qualcosa del genere, però buono. Quindi prima la pizza e poi la donzella? Assolutamente, non si mangia se no, cioè, vanno insieme. Rigorosamente in spiaggia, quindi importante. Considera, sono gli unici due piaceri della vita, il cibo e l'altro forse non lo posso dire, non lo so se si può dire. Zero stress. Zero stress, assolutamente. Tipico dell'estate. Sì. Ma lo sai che questa è geniale questa cosa? Senti, ma è il genere di film da guardare? Ma qualsiasi, può essere anche più... Se fa più schifo hai più cose da dire anche. Perché lo puoi commentare. Esatto. Ragazzi, un genio, un genio. Top. E il tuo? Penso, non lo so, al mare, con un libro e un po' di musica. Semplice. Il mare è chill, quindi voglio dire, ci sta. Decisamente. Ragazzi, l'ingrediente mare non può mancare per un appuntamento perfetto. E le ragazze lo dicono entrambe, quindi va bene. Un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao! Ciao! E soprattutto l'appuntamento? Al mare. In natura. Capito? Senti, un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao belli. Senti, un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao ragazzi, divertitevi. Hai mai pensato di aprire una tua attività e di trovare il nome giusto e soprattutto di controllare se il dominio è disponibile? Flazio è alla portata di tutti, permette di accedere ai servizi online principali in maniera non solo sicura, ma anche rapida. In pochi e semplici passaggi. Vediamo chi supera la prova. Flazio Domains è un'applicazione di Flazio che ti permette di creare e ottenere il tuo dominio online. In un minuto e mezzo non devi dire se no e vinci un abbonamento con Flazio Domains. Va bene. Che tu conosci, vero? Non ne ho mai sentito parlare. Mai sentito parlare? Mai. Come ti chiami? Danilo. 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 Che fai qua da Cireale? Ci abito. Abiti qua? Io abito a Piazza Dante, sotto lo Scientifico. Dante, Piazza Dante a Catania. E ad Cireale. Anche qua c'è quindi. E anche a Catania. E anche a Catania. Anche a Catania. Quella è quella più famosa. Quella di Catania, Catania. sicuramente. Ti piace di più? Non ci sono mai stato. A Catania? A Catania ci Ci sono sei stato? Ci ho pure lavorato. E la tifi? Io tifo a Cireale. Ah, sei onesto. Ma io non seguo il calcio. No, tu non tifi. Non seguo il calcio. Non segui il calcio? No, non mi interessa. Il rugby segui. Nemmeno. Nemmeno? Io faccio altri MMA. sport. Ti piace? Quella mi L'ho piace. indovinato? Mi piace, quella mi Ti piace. piace? Flazio Domains è l'applicazione di Flazio che ti permette di creare la tua identità digitale in maniera semplice e veloce. Se dovessi aprire la tua attività come creatore di bandane per l'estate, come la chiameresti? Bandana Away. Top, fighissimo. Bello. Ragazzi, onesta. Allora aspetta, controlliamo subito se il dominio è disponibile. Un saluto agli amici di Playa Bonita. Bella Playa Bonita. La nuova attività si chiama Bandana Away. Flazio Domains è un sito che permette di acquistare una propria identità, quindi avere un dominio online. Se tu potessi dedicare alla tua ex ragazza un sito web, quindi darle un dominio che sia www.it, cosa le dedicherei? Non lo posso dire. In maniera possibile da mandare in onda, cosa direi? Non lo so, te lo giuro, non saprei quell'aggettivo scegliere. Instabile, dato che mi parlavi di Sì, stabilità. Molto instabile, sì. Quindi www. Instabile.it, non lo so. Vediamo se su Flazio Domains è disponibile questo dominio, eventualmente glielo regaliamo. Sei fidanzato? La mia fidanzata è lì. Mi sta guardando? È lei? Certo. La mano. È Riccia, quella lì. La vuoi salutare? Ciao! Alessia. Cecilia. Non è Cecilia? Cecilia. Bel nome. Grazie. L'hai scelto tu?
Diciamo che ci siamo incontrati molto casualmente. Come? Ad un 18esimo. Tuo? Era di un mio amico. Lo conoscevi però? Certo, è un mio conoscente. Un mio Hai vinto, pensi? Penso. Non hai detto sì? Non lo so, Non non l'hai ci ho detto? fatto caso. Secondo me hai vinto. Anche secondo E me. allora salutiamo Playa Bonita. Ciao! Esulta che hai vinto. Evviva! Sì! Alberto? Alberto, svegliati. Che fai? Scusa, Dormi? ma che modo è? Sto Stai spuzzando. Sto morendo da sonno, sono stanco, ragazzi. Ma sei stanco? Ma quella era soltanto una delle tante attrazioni, ne abbiamo ancora altre da fare, quindi alzati, Dai, forza andiamo. Alberto, Forza, muoviti. Andiamo. C'è un filo invisibile che ci lega a questi vicoli, a queste spiagge, a questo sole accecante. È il senso di appartenenza, la nostra radice più profonda. Grazie per aver condiviso con noi la vostra sicilianità. E il microfono di Playa Bonita si sposta, ma non si ferma. Alla prossima puntata.